Questa è la storia di Venezia, 22esima parte dal 1789 al 1797, la caduta di Venezia. La crisi economica che sta colpendo Venezia è in realtà diffusa in gran parte d'Europa e in particolare in Francia, dove crescono rapidamente le tensioni interne. Gli eventi innescati dalla convocazione degli Stati Generali esplodono poco tempo dopo, il 14 luglio 1789 con la presa della Bastiglia e lo scoppio della Rivoluzione francese. Contro la rivoluzione, temendo un diffondersi dei suoi ideali, intervengono le più grandi potenze europee, tanto da spingere il 21 gennaio 1793 i rivoluzionari a ghigliottinare il sovrano Luigi XVI, nel timore di una restaurazione dell'assolutismo e a instaurare il regime del terrore. Il vento rivoluzionario dalla Francia tuttavia si diffonde in Europa, arrivando anche a Venezia, dove la vita pubblica veneziana è scossa da agitazioni politiche, provocate dalle nuove idee rivoluzionarie. Il governo, pur arroccandosi su posizioni conservatrici, non sa fornire un'efficace reazione alle idee di rinnovamento, né a soffocare il malcontento, in particolare delle classi medie, causando una diffusa insicurezza tra i nobili. La Repubblica si limita a fornire nel 1794 ospitalità al pretendente al trono di Francia, il futuro Luigi XVIII. Quando però arrivano le forti proteste dei rappresentanti francesi, il diritto d'asilo viene revocato. Il fatto non viene però gradito da molte corti europee. La situazione di Venezia è tesa, quando nell'aprile 1796 calano in Italia le truppe francesi, inviate contro le forze controrivoluzionarie, e la più forte di queste è l'Austria. La conduzione della campagna d'Italia è affidata al giovane generale Napoleone Bonaparte, che travolge il Regno di Sardegna e i possedimenti austriaci, entrando il 15 maggio a Milano. Venezia dichiara immediatamente la propria neutralità, nonostante le richieste di soccorso austriache, limitandosi a nominare in via straordinaria un provveditore generale per la terraferma, per rafforzare il controllo delle province, credendo di poter sopravvivere alla guerra senza subire danni e senza dover scommettere su uno dei due schieramenti. La neutralità veneziana viene però violata prima dalle forze austriache in ritirata, che ripiegano verso il Tirolo attraverso i territori della Serenissima, trovando le città sbarrate, e poi il 30 maggio da Napoleone, che attraversa il Mincio per dare la caccia agli austriaci. Lo Stato veneziano diventa così una zona di guerra tra le due potenze. Per non provocare i francesi, il 1 giugno, il provveditore generale consente il loro ingresso nella piazzaforte di Verona e in altre città, concedendo la stessa cosa agli austriaci. Si viene progressivamente a creare ovunque una difficile condizione di convivenza tra le truppe veneziane, gli occupanti francesi e la popolazione locale, mentre la presenza delle truppe napoleoniche accende gli animi dei simpatizzanti rivoluzionari. Il Senato, molto preoccupato, ordina il richiamo della flotta, la coscrizione delle milizie territoriali, la creazione di un provveditore generale alle lagune e ai lidi per provvedere alla difesa della capitale e protestando presso il direttorio di Parigi e alla corte di Vienna. Al provveditore generale di terraferma viene affiancato un provveditore straordinario, ma con scarsi risultati. Il 21 giugno Napoleone invade la Romagna, prendendo poi il porto di Ancona. Con la flotta francese in Adriatico, Venezia rinnova il divieto di ingresso di navi da guerra straniere in laguna, informando rapidamente Parigi. Il 21 luglio incomincia la controffensiva austriaca, scendendo dal Trentino in una manovra a tenaglia lungo le rive del lago di Garda e il corso del Brenta. Le due colonne austriache vengono fermate a Lonato del Garda 3 agosto e a Castiglione, dove vengono sconfitte in battaglia il 5 agosto, venendo di nuovo battute l'8 settembre nella battaglia di Bassano. Nel corso dell'autunno e dell'inverno la presenza francese nella penisola italiana si consolida rapidamente, tanto che il 15 e il 16 ottobre vengono costituite la Repubblica Cispadana e la Repubblica Transpadana. Il 29 ottobre gli austriaci dal Friuli tentano una nuova offensiva, attraverso un tagliamento superando il Piave e il Brenta, sconfiggendo i francesi a Bassano il 6 novembre ed entrando a Vicenza, ignorando totalmente la neutralità della Serenissima. I successi austriaci sono brevi. La battaglia del 12 novembre a Caldiero e la battaglia del Ponte di Arcole il 17 novembre bloccano l'avanzata austriaca, mentre la battaglia di Rivoli Veronese del 14 gennaio 1797 ristabilisce la situazione a favore di Napoleone. Conquistata la roccaforte austriaca di Mantova, i francesi forzano con successo le rivolte dei cittadini rivoluzionari filofrancesi di Bergamo e di Brescia. Bergamo cade il 13 marzo e Brescia il 18, mentre intervengono apertamente a Crema il 27 e trovando invece resistenza a Salò la bombardano il 31. Liberandosi di ogni pervenza e illegalità, i francesi si fanno sempre più aggressivi e arroganti, minacciando apertamente di ostacolare le operazioni di riconquista delle città ordinate da Venezia, soffocando le rivolte antifrancesi. Il 17 aprile Napoleone firma un preliminare di pace a Leoben con l'imperatore austriaco Francesco II, promettendogli la consegna dei domini di terraferma. Lo stesso giorno, nonostante i proclami ducali che invitavano alla calma, a Verona scoppiano le Pasque veronesi. Il popolo, esasperato, si ribella, costringendo i francesi a rinchiudersi nelle fortezze. Il 20 aprile i francesi, nonostante siano a conoscenza del divieto d'accesso delle navi da guerra straniere in laguna, tentano di saggiare le difese di Venezia inviando la fregata Le Liberator d'Italie a forzare il porto del Lido.
In risposta, le potenti artiglierie del forte di Sant'Andrea distruggono la nave. Il governo della Repubblica non sa però sfruttare la situazione a suo vantaggio e, sperando ancora di evitare un conflitto aperto, anche a costo di perdere i possedimenti terrestri, si rifiuta di mobilitare l'esercito e di inviare i rinforzi a Verona e alla fine, il 24 aprile, la città insorta è costretta ad arrendersi. Il 30 aprile Napoleone, arrivato a Palmanova, informa la Serenissima che vuole la modifica della forma di governo della Repubblica di Venezia su modelli rivoluzionari, lanciando un ultimatum. Il 1 maggio il doge Manin convoca il Maggior Consiglio per discutere delle pretese di Napoleone e viene deciso di tentare altre trattative. Lo stesso giorno Bonaparte però richiama l'ambasciatore francese a Venezia e dichiara formalmente guerra alla Serenissima. I veneziani cercano in tutti i modi di placare Napoleone ma senza successo. L'8 maggio il doge si dichiara pronto a lasciare il governo nelle mani dei rivoluzionari filofrancesi. Nonostante la Repubblica disponga ancora della flotta, dei presidi militari della città e di quelli in Istria e in Dalmazia, e nonostante i più decisi a resistere invitino il doge a raggiungere Zara, città sicura da cui coordinare la difesa, i nobili sono terrorizzati da una possibile rivolta popolare e rivoluzionaria, e la mattina del 12 maggio il Maggior Consiglio si riunisce per l'ultima volta. Il doge esorta a dichiarare abolito l'antico governo nella speranza di risparmiare sofferenze alla popolazione. Spaventati dalle salve di moschetto degli Scavoni che, evacuando secondo gli ordini, salutano in quel modo la città, i nobili, pensando fosse l'inizio della rivoluzione, approvano la proposta del doge. Ironicamente, l'annuncio al popolo della decisione provoca la rivolta. Al grido di Viva San Marco e Viva la Repubblica, i cittadini tentano di rinsediare il governo, attaccando le case e i beni dei giacobini. I magistrati, temendo di dover rispondere ai francesi dei tumulti, reprimono i rivoltosi, sparando persino colpi d'artiglieria a rialto e istituendo ronde notturne. Il 13 maggio il doge, rimasto per la prima volta da secoli unico padrone dello Stato, emana gli ultimi proclami per definire la transizione dei poteri a una municipalità provvisoria, arrivando a minacciare di morte chiunque avesse osato sollevarsi contro il nuovo governo. Il 14 maggio il potere passa come stabilito al governo municipale, che invita i francesi a entrare in città, che arrivano il 15 maggio, mentre Ludovico Manin, deposte le insegne ducali, lascia il palazzo per ritirarsi nella propria residenza di famiglia. Il territorio della ex Repubblica resta sotto occupazione francese per tutto il 1797, subendo saccheggi soprattutto di opere d'arte e la distruzione di chiese e monasteri. Dopo la firma del Trattato di Campoformio, all'inizio del 1798, i territori veneziani vengono ceduti dalla Francia all'Austria, con il nome di Provincia Veneta. Diventerà poi parte del napoleonico Regno d'Italia e dopo la sconfitta di Napoleone parte del Regno Lombardo-Veneto sotto l'Austria, dal 1815 al 1866, quando entra a far parte dell'Italia Unita.